Soligo Comics è sicuramente un evento importante per l'amministrazione, un evento che è partito l'anno scorso con un successo al di là di ogni più rosea previsione. Come quest'anno si pensa che anche quest'anno il sentore è che sarà una manifestazione di successo. Ecco. È un'occasione, io l'ho vissuta dall'anno scorso, di un mondo che non conoscevo, di un mondo che mi era sconosciuto, il mondo dei fumetti, il mondo delle costruzioni Lego, il mondo di tutte queste cose, diciamo, costruite da degli appassionati, da quelle cose che sembrano, che possono sembrare un po' superflue, chiamiamole così, e che invece non lo sono perché sono delle cose artistiche, degli oggetti, diciamo, che sono fatti con passione, con il tempo libero, con una serie di cose che porta appunto a dare importanza a una manifestazione di questo tipo. Ecco, quindi sicuramente noi siamo vicini agli organizzatori e lo saremo anche se decidono di farlo nei prossimi anni, per cui veramente è una cosa che, insomma, che appassiona. Ecco. Siamo partiti con un po' di diffidenza, però poi ci si lascia trasportare e veramente merita di essere vista questa mostra. Soligo Comics è la seconda edizione, ma sta già creando una bellissima tradizione. La provincia nell'ambito culturale ha una storia lunghissima con il cartellone Rete Eventi Cultura e seppure nella veste nuova di ente di secondo livello continua ad esserci, continua a cercare di sostenere tutte le iniziative culturali importanti come quella che c'è qui adesso a Farra di Soligo e alla quale auguriamo veramente tanta fortuna di creare una tradizione che negli anni porterà tanti visitatori a Farra, poi paese Farra nel quale non mancano queste iniziative e praticamente si potrebbe rimanere a Farra per celebrare ogni weekend qualche evento culturale che fa crescere veramente molto il paese e tutta la comunità e tutta la provincia. Questo disegno inizialmente è stato concepito per il Tex Willer Magazine, nello specifico il numero 15. Poi Maurizio Ceschin, il disegno mi era stato commissionato dall'amico redattore Musella, Massimo Musella, poi l'amico Maurizio Ceschin ha visto questa immagine, si è innamorato e ha deciso di farla diventare appunto il poster e l'immagine della manifestazione. Io raccolgo il testimone, eredito il testimone da Alessandro Miceli, che era il disegnatore che ha dato vita al poster della prima manifestazione. Io sono non felice, entusiasta direi di partecipare a questa manifestazione e esserne praticamente il testimonial con la mia arte, e mi rende ancora più orgoglioso e ringrazio gli organizzatori, Proloco, tutti quanti, per avermi dato questa opportunità di essere presente come ospite principale.